Questa era la mia camera. Il signor Paolo non ha più una casa. La tromba d'aria dell'8 luglio scorso se l'è portata via. Solo per pochi secondi suo figlio è scampato al crollo. Danni per 500.000 euro e il sogno di una vita distrutto. Noi non ce la facciamo da soli, impossibile. Ci avevo puntato tutto sui magazzini, sulla casa e è una cosa troppo grande. A 20 giorni dalla tragedia, costata la vita a una persona, la Riviera del Brenta in provincia di Venezia cerca ancora di rialzarsi. 3 comuni colpiti, Mira, Dolo e Pianiga. 90 le persone ferite, 500 le case danneggiate, un centinaio sono da demolire. Questa era una serra, come vedete un camion si è schiantato all'interno distruggendo tutto. 100 milioni i danni stimati, il governo per ora ne ha stanziati 2 per la prima emergenza e concesso una deroga al patto di stabilità per i comuni colpiti, che così potranno spendere i soldi che hanno in cassa. I danni sono al 95% sul privato, cittadini, e lo Stato sul privato mette 0. Il problema è che noi non abbiamo grandi danni pubblici, sono le case che hanno perso i tetti, c'è gente che non ha più un letto, che non ha più nulla. A loro come rispondiamo? Non posso mica illuminargli col lampione la casa distrutta. La Regione per i privati ha stanziato 6 milioni. Ci sono 6 della Regione, 2 del Governo, ne mancano ancora 92 per arrivare a 100. E sono esattamente i milioni di euro che noi come veneti ci aspettiamo per questo che è stato un tornado ma che ha portato alla devastazione di un terremoto. Centinaia di migliaia di euro arrivano dalle varie raccolte fondi. Incontriamo Alessandro, uno dei 100 volontari che da 20 giorni bussano casa per casa e coordinano gli aiuti. Abbiamo una lista di 1000 donatori, armadi, imprese che regalano il loro lavoro per fare i tetti gratis alle persone. Noi stiamo ricostruendo grazie a tutti i volontari che ci aiutano. Lo Stato ci ha abbandonati. Alle mie spalle Villa Fini ad Olo, una villa del 1500 completamente rasa al suolo e diventata il simbolo della tragedia. Prima era così. Pochi metri più in là, la casa e il bar di Tania Calzavara, ora inagibile. Io vorrei non mollare, ma non è così semplice. Soldi ce ne vogliono tanti. Vi siete sentiti soli e abbandonati? Forse quando muore una persona solo e se ne fregano 90 non è importante, ma non importa, noi veneti siamo così, siamo capaci di arrangiarci, non abbiamo paura. L'importante è che poi anche loro facciano il loro. Entriamo nel salone da parrucchiera di Jenny, un disastro qui dentro. Sì, qui devo ancora vedere qualcuno che viene a mettermi in sicurezza questo palazzo. Io spero che qualcuno ci dia una mano, veramente, perché finora è solo stato parole. La fioreria di Katia è da demolire. Quel giorno, prima di mettersi al riparo, è riuscita a riprendere la devastazione intorno a lei. E quando siamo uscite abbiamo visto la disperazione assoluta, adesso non ho più niente, questo era quello che mi dava da vivere e da mangiare. Il tornado ci ha portato via l'unico mezzo che avevamo per poter continuare a vivere, diciamo, grazie alla crisi che c'è. Noi abbiamo bisogno di tempi rapidi perché dobbiamo mettere in sicurezza le zone, dobbiamo rifare i tetti alle case, cioè i politici devono darsi da fare. Noi chiediamo solo questo.